Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Rock e moto, connubio perfetto celebrato per l'11ª volta al 300 all'ora. Il celebre motoraduno organizzato dal Motoclub 300, che da 11 anni si svolge in località Dossi, nella grande corte Spalletti. La manifestazione si è svolta dal 4 al 16 giugno, registrando numerosissime presenze, ma anche il bel tempo ha dato una mano agli organizzatori. Le calde serate hanno attirato i motociclisti e i semplici visitatori, mentre negli anni scorsi la manifestazione si era spesso svolta sotto la pioggia. Allora è diventata ormai un appuntamento fisso, quest'anno anche grazie al bel tempo che di solito... Sì, per fortuna, no? Per fortuna anche il tempo ci ha dato una mano quest'anno, ma ci crediamo anche con la pioggia, con il brutto tempo, noi siamo sempre qua, non molliamo. Com'è andata con la presenza? Siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti, sopra ogni aspettativa, abbiamo lavorato tantissimo, dovrei fare un complimento a tutta la squadra, a tutto il team, a tutto il motoclub e anche a tutti i ragazzi che sono qua, che sputano l'anima e il sangue senza prendere soldi, per uno scopo unico e grande, quello di vivere assieme. Questo è il nostro spirito. Quindi al prossimo anno? Al prossimo anno sicuramente. C'era davvero di tutto: mercatini, giochi gonfiabili per i bambini, concerti, sfilate di moda, stand gastronomico con il rock e le due ruote a farla da padrone. Quest'anno si è svolto anche il primo motoraduno interregionale dei Tre Centauri, il giro turistico che ha portato numerosi motociclisti alla scoperta dei gorghi di Trecenta, non trascurando le specialità gastronomiche locali. Nella giornata di domenica c'è stato spazio anche per l'esibizione di gruppi emergenti che ben si sono comportati sullo stesso palco su cui in serata si è esibito Pino Scotto. Ed ora l'edizione numero 12 è già in cantiere.